È morto per una polmonite da coronavirus il tecnico di laboratorio dell'ASP di Caltanissetta di 58 anni, giunto ieri mattina in condizioni disperate all'ospedale Sant'Elia. La conferma è arrivata dall'esito dei tamponi giunto stamane. È il secondo decesso in Sicilia dopo l'80enne di Augusta, risultato positivo che però, secondo quanto comunicato dalla regione, è morto per ictus. L'uomo è giunto in ambulanza in uno stato molto critico, con gravi difficoltà respiratorie, riferendo uno stato febbrile presente già da diversi giorni. Sono stati effettuati immediatamente una TAC che ha mostrato una polmonite interstiziale in fase avanzata e il tampone per il coronavirus, successivamente risultato positivo. È stato quindi intubato e posto in isolamento. Dopo qualche ora è avvenuto il decesso. In Sicilia sono in totale 81 i casi di pazienti positivi al coronavirus. Al momento quindi sono stati trasmessi all'Istituto Superiore di Sanità 83 camponi, considerando i 2 decessi. 9 ricoveri a Palermo, 6 a Catania, 3 a Messina, 3 ad Agrigento e 1 a Enna. Si allargano i contagi da coronavirus in provincia di Agrigento. C'è il terzo caso a Ribera e il primo a Santa Margherita Belice. Si tratta di casi asintomatici, si trovano entrambi in isolamento domiciliare. Il caso di Santa Margherita Belice appartiene al focolaio di Sciacca.